Niente. Punto. Buonasera, chi è Enzo? Chi è che parla? Sono il dottor Franchetti. Dottor? Franchetti dell'ASL, per quel che riguarda il vaccino. Ah, mi dica. Buonasera, signor Enzo. Mica l'ha già chiamata il collega stamattina? No, non mi ha chiamato nessuno. Ho capito, ma voi come mai non siete ancora stato vaccinato, signor Enzo? Non lo so, perché quando fecero la richiesta scrissero che ero inabile. L'ho E capito, io aspettavo che venivano a casa. ma non è vero, ma voi avete capito che è successo? Il Che dottore, è successo? quello col quale avete, voi con chi avete parlato? Col medico di base? No, con la farmacia. E voi, mannaggia, capite, la farmacia si piglia l'ardire per dire queste cose a voi, che voi siete inabile al vaccino. Ma come si permette? Ma con chi avete parlato? No, non ha detto che era inabile, l'ha scritto. Perché io cammino col bastone. Lo so, pure io tengo un bastone, non ci cammino perché funziona ancora bene. Però che cosa vuol dire? Vuol dire comunque che alla fine sono tra bastone e bastone. E adesso che devo fare? Signor Enzo, ma fatemi capire, a proposito del bastone, ma voi non riuscite proprio a camminare senza? No, senza no, cammino col bastone. Lentamente, ok. Signor Enzo, allora guardate, dovete fare una cosa, ci sono dei semplici codici che dovete un attimo segnare, se voi potreste usarmi la cortesia di prendere che tengo... carta e penne. Un attimo solo, prendo penna e carta. Ok, prendete anche il bastone perché dobbiamo fare la prova. Grazie. E se io tengo un bastone? Vediamo. La penna e carta. Ui, ma volessimo stare logo fino ai 25, 10 minuti, se ne è chiesto pure. No, salutavo degli amici. A dopo. Mi dica, dottore. Eccolo, ce l'avete il bastone? Sì, ce l'ho. In questo momento. Sapete la circonferenza esatta del bastone? Non la conoscevo. È un bastone, non è la circonferenza. No, per capire, perché a volte in base anche al piano di appoggio del bastone, alla circonferenza del bastone... C'è una base Una sotto. base, sì. Allora, segnate cortesemente un attimo questi numeri, ok? Sì. Allora, può dire, mi scusi dottore, buonasera, può dire a me? buonasera. Sì, certo. Buonasera. Voi Mi chi siete? dica. La moglie? Sono la moglie, sì. Piacere, sono il dottor Francucci, ASL. Molto piacere. Mi meravigliavo perché ancora non avevano vaccinato il signor Enzo. No, infatti non l'hanno vaccinata ancora, per cui noi non sappiamo come dobbiamo fare qua. No, allora, di sicuro a breve avrete la comunicazione, però quando vi chiameranno per il vaccino dovreste cortesemente fare una comunicazione molto importante. Questi codici che io adesso vi do, voi dite: guardate, a me già mi ha chiamato il dottor Francucci per velocizzare la pratica, soprattutto per la questione del bastone. Sì. Per cui No, ma perché io praticamente mio marito, io a questo punto arriviamo dove dobbiamo andare con un taxi, con una macchina, e poi mio marito, lui scende perché non riesce a stare troppo tempo in piedi. Lo so, per via del bastone. Lo chiedo, l'ho fatto sedere su una sedia a rotelle, qualcosa e lo posso. Lo so, però non mi dite niente, io non sono l'addetto alla vaccinazione, io mi preoccupo solamente di fornire alle persone come vostro marito e conseguenzialmente a voi i codici da utilizzare quando chi dovrà vaccinare vi telefonerà, quindi dovreste usarmi la cortesia di scrivere, grazie. Va bene, tanto sono semplici, proprio perché a volte non è il vostro caso, perché si sente che siete persone integre, però a volte chiamiamo degli anziani ed hanno difficoltà ovviamente a scrivere. Ho capito. Sono codici facili. Ecco, allora il primo scrivete. Mi dica, dottore, io scrivo i codici. Signor Enzo, però, ma questi codici qua ci devo dare. Facete un poco però voi e vostra moglie. Allora, ascolti, sì. io ho un problema di stenosi del canale vertebrale. No, non me lo dite però a me. Tengono un cervello tanto. Assa famaro, 100 anni fuori chi sticca, meno male, un applauso a voi. Allora possiamo parlare in maniera normale. Perfetto, allora io segnate. Di 84 anni, signor ma è come se Enzo, ne avessi 40. a me pare che ne dite 25 la voce che tenete, signor Enzo. È Allora, veramente mettesse la firma per arrivare come state voi all'età vostra. Io ne ho 84. Con tutto il bastone. Comunque, allora codice col bastone io mi appoggio, non è neanche un bastone classico. Perfetto. È uno di quei bastoni che vendono pieghevoli. Quindi si piegano anche. Vi dico la verità, quello poi a una certa età è pure normale che si abbia a piego il bastone.
Allora, signor Renzo, vorrei dirmi sti da codici. uomo a uomo, quando io avevo vaglione e quando si piegavo bastone. Allora, codice 1, signor Renzo, non mi fate divagare perché io poi mi diletti, sono fans Alessandro Siani, faccio conto. Allora, codice 1. Codice 1. Smurfus. Come? Smurfus. Vi faccio lo spelling. Facciamo lo spilling. Lo spilling. Sì. Lo spelling, sì, non lo spilling. Sì, vabbè, non fa niente. S di Savona. Allora, S di Savona. M di Milano. M di Milano. M di Milano. U di Ucraina. U di Udine. Siamo italiani. R di Rodolfo. R di Rodolfo. F di Fifi. Firenze. F Benissimo. di Firenze. U di Utranto. U di Udine, sì, scusate, ma aver sbagliato. U di Udine. Di Udine. Ok. S di Susamiello. S di S di Savona. Savona. Mi è venuto Susamiello perché mi piacciono i dolci natalizi. Scusate, Poi... signore. Allora, questo è il codice Smurfus, leggetemelo un attimo, sì. Smurfus-24. Sì, Smurfus 24. 24, 24. Trattino però, signor Smurfus, trattino 24. Trattino 24. Perfetto. Okay. Da capo. Sì. Codice facile, questo è Edoardo. E di Edoardo. No, proprio Edoardo, il codice è Edoardo. Edoardo. Come il cantante, li abbiamo differenziati per nome. Come Edoardo. Sì, Edoardo Bennato. Bennato con 2 N, Edoardo Bennato. Edoardo Bennato con 2 N. Li abbiamo resi facilmente identificativi, avete capito? Edoardo Bennato deve scrivere. Perfetto, Smurfus trattino 24. Scrive Bennato. Bennato. Ok, signora, abbiamo finito, c'è solo l'ultimo. Se me li leggete fino adesso, che se no devo fare altre chiamate, non mi dite niente, se me li leggete un attimo. Sì. Ditemi. Allora, Sì. Smurfus 24 Edoardo Bennato. No, Smurfus trattino 24, signor, il trattino lo dovete dire. Trattino 24 Edoardo Bennato. Da Poi... capo. Sì. Viva la mamma, come la canzone. Viva la mamma. Viva la mamma. Perfetto, perché il codice e poi... Basta, va bene così. Ma poi, aspettate, sì. poi che altro dobbiamo fare? Niente così. E poi dobbiamo fare la canzone tutti insieme per il fatto di Bennato. Non so se viva la mamma. Per il fatto che fa viva così. Guarda... Sentite, ma voi vi sentite bene, sì? Io sto benissimo, io sto ballando come un pazzo. Si chiude la capandella, sì. secondo me. Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga.